Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. A tutti gli amici de Cosas Bellas, benvenuti a Satobio de oggi con questa trasmissione nuova che registriamo in 300, in su comune di Ottacesus. È un comune di già 900 persone e questa vita è famata per la produzione del sull'ori, per il maneggio del suo trigo. E si storia dessa vita che su tempo nuragico tiene testimonias antica meras con su nuragi de Domo de Sorco in Sallacana accanto de Guasila. E in Moiso su proprio su coro dessa vita in l'antis dessa Viligresia de Santo Verdo e dunque in noi cominciamo a conoscere meglio su questa vita ma prosettotto su museo. Poi noi abbiamo fatto proprio un museo del Sudrigo e io su commenti Sudrigo a Cabala del Susatto a San Mesa. Bene con me. In questa domo bella, una domo de Massaius Arriccus, con una brazza manna, antivato in nono tacceso su museo del Sudrigo. Dunque in noi ainto si conta la storia del suo traballo, del suo lori, le hominis e femmine, il traballo del domo e tutto canto. Ma c'è un apposento poi dedicato tutto a un maestro Mannu della Unedda, un maestro Vamao Dionigi Burranca, nasce in Samazzai, Goiao, in noi nottacesus, è morto in 1995. Dunque in noi intraso un pari e bieus un pari is cosas bellas del museo del Sudrigo de Ottacesus. Questa domo di Areru bella, di gente ricca, una famiglia serra via dai meriti dei questo luogo. Sa sindaca Maria Carmela Lecca, dunque ben agattata, poi sta a Tobio di una trasmissione nuova, cosas bellas, o cosas bellas che contavo, su tutte cosas belle di Ottacesus. Bene Ottavio, con questa trasmissione Cosas Bellas in sabida nostra de Ortacesus. E bene in questa meraviglia del Museo del Grano che rappresenta questa tradizione del suo traballo del suo popolo nostro, della gente nostra. All'interno infatti poi si agattai tutti i documenti si traballata su trigo, Savarra, ci sono tanti altri laboratori che si cercano realizzare a bello. E poi in questa domo, a parte il fatto di vai biri, le cose belle che punti noi, organizzare iniziative, manifestazioni, laboratori, altre cose, altre fainas, poi coinvolgi il pubblico, no? Poi coinvolge certo il suo pubblico, infatti a breve ne vedevo un programma in la pandemia è stato un po' bloccato e quindi commenta tutte le altre attività che sono state un po' paralizzate, ma poi contavo di tornare a cominciare ad andare avanti. Sicuramente questo è un po' di bello, tocca a dove traballare, dove muovi, perché noi vogliamo bene di ogni luogo a conoscere le fainas del traballo del Sudrigo e tutte le altre cose che abbiamo impari. Grazie a sindaca, dunque buon traballo. Grazie a te Ottavio, a voi di essere venuti a noi, a vai visita. Grazie. E andando Daniele, poi Taisu mi raccontai tutto successo in questa domo. Bene. Una domo con una brazza 10 manna non è facile ad agattare, con il Lollas Boys, i posto trigo e noi ci punti su carrettoni a quadro, su carro con su giù dei boys, dunque
di avere una cosa, vai vaina manna. E questa domu serra della famiglia Serra che oggi è sul Museo del Sudrigo e infatti io so a questionare con Daniele Magia che ha questa cooperativa su Corongiu mi pare. Quanto sei in questa cooperativa? Saluto a tutti. Sì, sono 4 picciocchetti, tutti de Ortacesos. E te cant'è che sei si questa domo e mostaisi questa domo manna a su Su traballo nostro incarrerò già i 30 anni fa. Io sono più giovane di tutti e quattro, sono arrivato anche un anno dopo. Effettivamente sul museo però è stupendo su pubblico del 2005. Dunque, sul museo è una cosa a mano, è un naso. Questa prazza che è una cosa già gusta di spanto, cioè ti gusta una cosa di spanto. È un naso, il lolla, sì. Su bestiamini, su già su trigo, tutto canto. E in noi invece c'è un'altra domo, ita denesi noi. Sì, sono antes di questa domo di Samova. Samova fatta funzionare adesso burrinché dopo molli su trigo. Quindi... E dunque in noi va in questa sì, faina. Sì. E invece se noi accanto c'è un'altra domo, andavo su un pari e dunque questa domo è su vorro, andico ianta su pani, no? Sì, questa è su vorro, a casicoia su pani, quando le femmine si pinnicanta in due domo di aici, fa diventa su pane su manco molta sagita e su pane dura buono, prodotto sagita. Ma proprio noi c'è proprio questa cucina e dunque con la mesa già a paricciare, ogni tanto murzaia, no? Dunque... Sicuramente sì, mi ha reso che furia da un evento particolare questa panificazione. E questo è un altro apposento che è un nao di questa bella domo, in moce su puzzu, questa altra cosa bella, è un nao, questa famiglia Serra, ma a quali anni d'orra da questa domo, che hanno tanto edificare? Sì, questa è una domo abitata da questa famiglia Serra, è una domo che è stata sicuramente edificata a metà degli anni 800, 850. Su 1980 su comune propone a questa famiglia Serra di comprare e allestì su un museo etnografico, inizialmente museo etnografico. Poi tutto questo bene si pianta di questa famiglia, no? Non è uso di no, sul museo è stato allestito dopo, metà dopo, questa è una famiglia che poi nel mese anno i eredi hanno abbandonato questo tipo di vita, questa vita contadina del Ortacesos. Dunque, se noi in quest'altra pranzo, questa lolla, tenesi in esposizione, tutto scivedda, po' spongiai, po' giuegi, no? Po' fare tutte faine. In questi ambienti solitamente chi bene sagattai, poi li fai su vai. Quindi fai proprio questa attività di depanificazione, lui su vorro, si goi su vai. E cosa bella. E questa cosa bella, sul museo nostro è che su visitatori vividi una didi commenti che turistici tornano a cosa de 100 anni, quando si vivia da scetti di trigo. Questa è una cosa di adero su dei spanto, io non duscemo che si poteva fare una cosa così, dunque di potersi approfittare, si organizzare, si riesce questa cooperativa e se si fa piacere non scetti di sapere questa cosa bella di noi, ma la possibilità di fare proprio questo laboratorio, di fare questa esperienza, di si pone proprio a traballare su pani e fa diventare su trigo che diventa pane, dunque adesso l'ore a mese, una cosa di adero su adesso usato a mese, una cosa di adero su bella che non capita ad ogni addio. Dunque è una bella occasione. Questa panificazione vince si arriva a questa degustazione pure dei spratti contadini di 30 anni fa, di sasimbo fritta, sasimbo casata, su pane indorato e suppas. Tutto questo che noi spieghiamo su noi, poi teniamo questa possibilità di stare. Dunque da noi siete a Castiai, ma potete tutto il senso su punti coinvolti, su vrago, su sapori e potete toccare cose, dunque siete di avere su un'esperienza che tocca da fare, noi. Dunque però, Daniele, noi andiamo a intro e poi da intro ci punta a posento, sono tutto ben organizzato, su questo che vi stanno rendendo lui, e andiamo su un pari, Prego. Daniele, noi entriamo proprio in questa domo dei Zainas e dunque su traballo su sarto, tutto su traballo dei messaius e dunque traballo tostato, pesante, dunque sai. Su traballo dei zomenisi in susato, quindi atteso di uomo, degando traballante a terra, degando preniante a terra trigo, finché saccando poi su trigo veniva messato. Dopo di portare me domoso e quindi essi moglio. Un traballo meta pesante,
tutte su sovi, atteso di uomo come hanno prima, utilizzando tutto attrezzi e isainza fatta con l'aggiuto dei voisi, dei animali, quindi come io sapevo dopo pure per modo su drigo su burrincheddo, una vita fatta dei sacrifici, potenni su drigo, potenni savarra e potenni quindi su pane. E dunque usaianta arauso dell'inna, del verro, tutto cosa? I attrezzi in questo anno sono per la maggior parte tutti ancora in linna. La linna vuol su materiale reperibili, su verro vuol ancora pago diffuso, meda costoso, difficile da traballare. Ah, dunque e usato se sarennescio su asto, già è agattai dunque può realizzare questo museo tutto le attrezzature e poi le faine del usato del domo. Il museo quando è allestito o con un attrezzo su chisanti donato. I casrevi di gusto? Questo sono funti in misura per sollo, per sul latte, per sul bio, mentre questo sono funti in misura per sul trigo. E dunque sei sagattao e posto in esposizione tutte le cose che serviano pensando per il traballo, ma dopo il traballo può commercializzare poi tutto quanto le cose. E questo è il primo apposento, non è uno scanto in noi, infatti ci indesta un'altra noi a suo costato e te sagattao in cui un altro apposento dedicato invece al sostreggio del vino. Tutto isainza imperadas dei femmine per traballare e sfarras. Dunque, sapete una cosa, passavo dal mondo dei uomini a gusto del saddomo dei femmine e andavo a sapere imparare questo stregio e veno e tutte cose. Beh, questo è un mondo di adesso bello ed espanto, poi c'è tutto su traballo del saddomo, no? Il femmina. E in questo luogo ci fu tutto un bel cartello che conta questa storia, ma che alcuna testimonia pure, perché a noi c'è zia Vitalia, Deus Vitalia, si nasce a Pramantello, si cogliata in Ortacesus. E quando fu a Giovanedda, il tempo fianta diverso su dei gustos de oisi o ligendi itali scrittuissa, ma ricordo che ad ogni gita, in ogni domo, vadiste su pani. E dunque da questo traballo tu vai a scelte femmine, dunque se su diadero, su bene, in su mondo dei femmine, e poi fai su pani non fia scelto una cosa di papà, ma via proprio uno a rituali, poi si vede tutti i pani di ogni addiri, su pani della vesta, e dunque ci viene da tutte le occasioni onde si doppia fare su pani, però a su pani ci arrivavo con su trigo, dunque senza usato, sull'oro e tutto canto. Come ti comincia questo traballo? Come ti contai? Quando arrivata a su trigo, mi domo, dopo un anno di traballo e di traballo atteso di uomo, mi esagerava, su trigo veniva da Pullio, ne reso ben tuao. Su trigo finalmente arrivata a me domo, veniva da Moglio e dengosi femmine potevano traballare savarra, insomma. Su trigo dona da 5 qualità di sfarinaus, savarra, su bodini grussu, su scetti, quindi sa farina bianca, su cifrageddu e sa simbo grussa e simbo fini. De savarra le femmine potevano fare sicuramente potevano su pane. Potevano fare su cifraggio oppure su coccoi. I nostri tipici vaisi di questa zona, di questa 300. Certo. Poi questo coccoi poteva diventare su vai dei festas, quindi traballao, pintao, traballao. È una delle attività che proponevo a su visitatori che viene a Zagattai è proprio di imparare a fare su vai pintao. Ah, bene, questa cosa con tutti i ferrigeggi, tutte le cose che servono. Esatto, che serve tipo può imparare a fare su pintare. E noi poi tenesi in esposizione, tutto su stregio e veno, bella, grovisi, cose armane, tutto canto. E tutto sedazzo che si usa, ianta, poi scedai, sa varra, no? Io uso tutto questo che veniva utilizzato dai femmine per confezionare sa varra. Raffa è un mondo bello questo del Suvani, ci manca a noi sabellirani, noi ci manca c'è su frago buono del Suvani, poi dopo il resto c'è tutto, potevo vedere i commenti nasce Suvani
questa terra sta messa e commenti tra canto la ballo ci via pensando si ne santa chizzi in meta, no? Da punare prima un sacrificio, un traballo, poi che teniente a su manco su mai con bifi. E dunque questa è una cosa di importo di adesso. E questo apposento conta tutte queste cose, dunque è un'altra luogo bello di questo museo del Sudrigo. E altri apposenti, se io vi in cui dice altro traballo dei femmine, dove no? fuori da dove è questa stanza del suo trovaggio? Su trovaggio, prima di ahí ci vuoi andare subito a da bene, andare sul palco. Benissimo. Beh, noi gli adesso un altro luogo di spanto, gusto, perché già il suo trovaggio antico, questo è della metà del 800, da quando è questo? Sì, questo è un trovaggio del 800 effettivamente. È furiera rappresentata s'attrattività dopo Subai, la resa di Aici, dei femmine, furiera sa dessitura. Mi versamente che a noi in Ortaceso, scetti in noi, ci viene più di 40 trovaggio, dunque via una faina di fondi a meta in noi. Furia da già un trovaggio con ogni famiglia. Se su gastiendi che venivano fatto su manufatto su meta semplice, si può servire per ogni addiri. Cosa bisogno di una non fu niente fatto su bendi. Po' bene, no, po' domo. Può utilizzare. In questo aposento, a un di la ballaienta con il suo trovaggio e tutto canto, però ci fu introdotto i beni di questa famiglia, no? Sì. Con questa scascia smanna, una bravaricina, satira che arriva su Montiferro e tutto canto. E noi, i tastugianta, a roba o i cadrigo, ci vuole niente dentro. Fia da sta cascia sarda furia da su mobili più pregiati di questa famiglia. Solitamente furia da su mobili che veniva donato in corredo ai sposi, preno de stoffa, del manufatto, del lenzuolo, asciugamano e anche di trigo. A volte si dona su burrinchedde e siamo lavoro in corredo, proprio per donare questa prosperità. Cosa da manna. Esatto. E noi, alcune cose che da ballanta, su trovaggio, non scelte su trovaggio, ma su traballo, sfaina del domo, ci via sul lino e tutto. Sì, beh, sul lino, come si fa pure tra ballanta sallana, poi si crea su sfiuso, poi di essi, poi di tenere su materiali, poi di essi. Certo, cosa del domo come internau lui, tappetto, tutto canto, ma tutto cosa si può su traballo in campagna pure, mi pare, no? Sì, anche il betto si può dinare, posso usare, ecco, su burrinchetto. Bene, in meda, in noi c'è una bella cuppa, dunque se si vuole entrare in questo museo torrai a Goa con suo tempo e poi si vede adesso su un mondo che non c'è più, ma si piace in merito di contare, questa storia è tutto di questa comunità, ma io penso di tutto i sardos che vivono in questo tempo. E questo è l'apposento che serra da visita del suo turista, no? Serrai in noi, poi fate tante cose, mascalmente in laboratori, su vani, tutto canto, ma questa è l'ultima stanza che conta da tutto sfainas e tutto canto, ma scalmente posato tenesi un apposento tutto dedicato a un maestro umano della Uneddas est Dionigi Burranca, se cogliamo in noi non acceso, e dunque se noi che viviada e noi a connoto Benson e tutto canto, è stato registrato e dunque tenevo su me da testimonianza. Potevo andare a vedere tutto ciò? Prego, andiamo. Dunque, Dionigi Burranca nasce nel 1913 a Samazzai, noi c'è tutta questa vita iscritta in noi e si coglie in noi in Ottacesus, c'è sì. Iscritto e tutto con Felicità Diana. E una delle cose che ha permesso di far conoscere il maestro umano in ogni luogo, in ogni lacca, via proprio su traballo di Benson. Sì, di Andreas Benson, su passaggio di Andrea Benson in Sardegna. Io ho conosciuto zio Dionigi Burranca, si fu appassionato del suo suono, di questo strumento, dei Leoneddas appunto, e poi si è tutto a testimoniare che Dionigi Burranca fu di su suonatori della Leoneddas, su maestro della Leoneddas, che bruso io da comprendere su senso del suo studio che vi ha fatto questo i 78, insomma.
Beh, Dionigi Burranca ha fatto registrazioni discografiche, ha variato tutte le feste, iniziando via maestro e imparare a scienzi, a suonare, in launedda, siete capaci di vai a conoscere ai giovani questo strumento, questa tecnica manna, questa conoscenza manna del suo suono dei scannas. E questa mesigedda ricorda questa del zio Dionigi, no? Sì. E noi tenete una fotografia. Una piccola ricostruzione del suo laboratorio cosa sua. Una cosa importantissima, questo di narrare sempre, quando la gente si vede, chi ne voleva da zio Dionigi Burranca? Furono semplici sabatteri, umili, però ci dia stessa musica come che essi studiavano in conservatorio. Non scetti, da scegliere da imparare ai propri allievi e io traduco in sardo proprio sa musica, proprio così fa in maniera comprendi meglio dei spicciocchetti che diventa di imparare a suonare la moneta. Dunque, se noi torniamo a Saddome e Sammola, poi in Cunisi, amico mio, Fernando Pisu, che conosce tutte le poesie, versi, mottetti e tutto canto di ogni che si sia poeta. E dunque a voglio dedicare proprio a Sammola, sul traballo di Sammola, un verso, dunque in modo ascoltato e poi si salutato. Sammola, tirata del suo bestiolo, preziosa mola, monumento antico, in farra su Drigo Bessili, con la cola, con bisaia sola, su mollente amico, appoggia sa schina e sighi sa vaina. E dunque se non potremmo che serrare con il verso su De Fernando Pisu, bello su un piacere in mano da ascoltare con questa faina dedicata proprio a Sammola e poi è usaccabau in noi Notacceso, in suo museo del Sudrigo. Torro grazie a tutta la cooperativa, a Daniele Magia che ci ha accompagnato e Sattobi come vosato se può sapere che bene, poi se sapere se si fa i pregeri in un altro luogo bello della Sardegna e mu andare a Azos in Gaddura, Duncas e in Cunise ma conosci meglio su museo dedicato alle tradizioni della Sardegna e della Gaddura, ma conosci meglio poi su canto a Tagia, dunque su concordo gallureso, ma in modo si va a subire ancora una cosa e tutto il resto dobbiamo imparare sa gira che bene. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22.